La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia. È il luogo in cui nascono i colori prima di diffondersi nel mondo. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi. 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso. Siamo il regno ininterrotto del lentischio, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. Voci del coro femminile di Ardauli che abbiamo voluto iniziare questa diretta, un viaggio in musica, un viaggio nel cuore
delle tradizioni. Siamo in diretta da Villaurbana, ospiti dell'Associazione Culturale Bidobrana. E Bidobrana è anche il nome di questo progetto che abbraccia davvero la tradizione, la cultura, il ballo, i canti dell'isola di Sardegna. Qualcuno ha detto che valorizzare le nostre tradizioni non consiste nel mantenere vive le ceneri, ma significa e consiste nel tenere viva una fiamma che arde grazie alla passione, grazie alla voglia di impegnarsi e di non mollare mai, dei tanti protagonisti che quelle tradizioni le prendono per mano e le valorizzano guardando sempre al futuro. E quindi l'applauso più bello in questo caso per Villaurbana e per Ardauli, che attraverso queste voci davvero rende un sentiero ricco di emozioni, ricco di canti, ma soprattutto ricco di quel futuro che amiamo vivere attraverso le emozioni delle nostre tradizioni. Michele Turnu, ben trovato anche a te. Il piacere di dirigere questa formazione. Bonu Caminu è il nome che avete scelto. Si guarda all'interno della comunità di Ardauli, la santa patrona di questa comunità, che davvero ritrova nel cuore del Barigado un paese da vivere e da scoprire, San Quirico, che domina poi con la sua chiesetta campestre il lago Omodeo. Sono diversi momenti che avete scelto di regalarci in questa serata. Noi in punta di voce vi ascoltiamo e soprattutto cerchiamo di cogliere quello che è il lavoro che state portando avanti da diversi anni, perché dare voce poi in modo polifonico alle donne vuol dire lavorare attraverso dei sentieri del tutto particolari, e quando c'è la firma di Michele Turnu quei sentieri ritrovano davvero i colori più belli. Michele Turnu, il coro Bonu Caminu di Ardauli.
proposto all'inizio, sempre la tua armonizzazione. Ora che brano abbiamo ascoltato e quale sarà il prossimo? Questo era un brano che un compositore sardo ha dedicato al coro Buono Cammino. È capitato in diverse occasioni che lui è venuto a farci visita alle prove. Questo compositore si chiama Emanuele Piras e ha dedicato questo pezzo al coro e noi lo portiamo volentieri in giro. Rispetto al Celeste Tesoro ovviamente diciamo che l'ispirazione popolare è un pochino meno in vista. Invece Celeste Tesoro è proprio una melodia, nonostante sia un brano blasonato ormai da tantissimo tempo in tutta l'isola, è il brano identitario del nostro Natale, questa versione del coro di Ardauri è un po' particolare, elaborata tutta al femminile, insomma. E il prossimo? Il prossimo invece è un brano che è recentissimo, nel senso che l'abbiamo armonizzato da poco tempo, è un brano che stiamo facendo anche con i ragazzi del Bacchis, si intitola, e lo vogliamo dedicare a Nicola perché sono sicuro che ci sta seguendo, insomma gli farà piacere sicuramente sentirlo. A Nicola il nostro caro saluto, buon ascolto a tutti voi. Solo
dirette da Michele Turnu. Grazie Michele, solo un congedarti in questo momento perché tra poco avrai il piacere di dirigere ancora una volta un'altra formazione, una delle più belle della nostra isola. Ovviamente l'applauso a tutte voi, grazie per i canti e per le voci che avete proposto in questa giornata. Ho parlato dell'Associazione Culturale Bidobrana che davvero sposa da tempo le tradizioni di questa comunità villaurbana e questa manifestazione, questo evento ha dato sì forza non solo ai balli, non solo alle espressioni degli abiti tradizionali, ma ha dato la possibilità ai tanti di ritrovarsi all'interno di stage che hanno consentito davvero di entrare nel vivo della particolarità del ballo, della particolarità del canto. Anche il canto a poesia ha ritrovato la sua forza e i suoi aspetti più importanti marcati attraverso ovviamente la voce dei professionisti. Però ci troviamo in un luogo di culto, la chiesa, abbiamo vissuto poco fa la novena. Io vorrei vicino a me Don Daniele per un saluto e sicuramente per gli auguri che in questo periodo di Natale attraverso la sua di voce, attraverso la voce di chi conosce bene questa comunità può esprimere. Quindi un saluto a Don Daniele e grazie ovviamente per l'ospitalità che ancora una volta avete rinnovato. Buonasera a tutti, io voglio ringraziare voi invece perché abbiamo celebrato poco fa la novena prima del concerto, ma chi è qui presente sta ancora pregando. Abbiamo ascoltato dei bei canti che ci introducono un po' alla celebrazione del mistero del Natale, ormai mancano pochi giorni, allora è bello ritrovarci per continuare a pregare anche nella bellezza dei canti che queste belle formazioni ci stanno proponendo. Diventa un'occasione per prepararci bene al Natale e per vivere appieno il tempo dell'Avvento che ormai giunge al termine, per lasciare lo spazio alla gioia del Natale. E allora la gratitudine a ciascuno di voi qui presenti, all'Associazione Culturale Bidobrana che ha scelto la nostra chiesa parrocchiale dedicata a Santa Margherita per questo momento di preghiera, di cultura e di bellezza. E un saluto a tutti, a ciascuno di voi, ai telespettatori e un augurio per un buon Natale e buone feste. Grazie Don Daniele. Una preghiera che si esprime, come ha detto il parroco di questa comunità, attraverso il canto, attraverso quelle suggestioni e quelle emozioni che davvero portiamo nel cuore. E ora c'è un canto protagonista della nostra Sardegna, protagonista nello specifico di una comunità che è da scoprire, da visitare, soprattutto da conoscere. Sto parlando di Sene, che ci trasferiamo nel Montiferru, Sasprazza Sesos Ballos, che accompagna e vede i momenti più importanti del Carnevale. Ma Seneghe davvero è un viaggio nella memoria dove tradizioni, cultura coesistono e alimentano davvero la forza di una comunità che resiste. E poi c'è un canto, quello di Suguntrattu, che potrebbe in qualche modo essere la colonna sonora più bella di una comunità che appunto attraverso la sua cultura e la sua forza più bella si racconta. L'applauso e il saluto per Suguntrattu di Antoni Maria Covadda. Bentrovati anche a voi, un piacere ritrovarvi in questo caso e tra poco ascoltare le vostre voci. Che repertorio ci farete ascoltare questa sera? Allora, un grazie alla comunità di Vita Urbana, a Daniele e a tutti i compagni suoi, su scalle tenuto un'amicizia che è andata ormai da più di 20 anni, e quindi si è fatta toppare in diverse occasioni. Sì. E poi sono idee che dentro la tradizione, insomma, del ballo, che si da portare innanzi con tutta questa comunità, ma hanno sapete cosa che ormai manca in varie parti della Sardegna, quindi questo è dato a merito a questo impulso che hanno dato a scuola del ballo che è iniziata a Pizzocaglia, poi si di questa bella tradizione di questa idea. E siamo morti che noi veniamo a cantare in questa iglesia, dedicata a Santa Margherita. Fino a canto che si fuori del suo tempo
E cominciamo con un canto di Seguita Santa, che mi pare che me da fare, insomma, in tutte queste crisi, che sul periodo religioso, parte di 5.000 anni, parte della nascita di Gesù, e poi si viene con sa morte, insomma. È questo canto che noi fio su Sagrada Santa, e chi è sa preghiera, insomma, di Maria, avanti del suo viso morto, prima che ti accompagnai a Sagresia, di Gresia Manna, a Sagresia Santa Maria. Sul secondo canto è questo canto che us intendo del suo coro di Ardaurivuru, Celeste Tesoro, Pedro Caso de Berchidda, è un monumento della poesia, della lingua sarda, non ha descritto solo tutte le canzoni di San Novia di Natale che cantavo tutto, ma ha descritto tantissima bella spregasa di Ghida Santa e soprattutto su mere del suo vocabolario sardo-italiano, prima di Leopoldo Wagner, Coitanosi, sardo teniamo un difetto. Prima bantavo si stranzo e si dimenticato sono nostro, e invece di insannare che Wagner ha fatto un vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo piegando su spunto di su chi ha fatto Pedro Caso, e quindi tocca da rendere merito e onore a chi ha fatto questo triballo. Serraus con un altro canto di Pedro Caso con Notte de Gelo, fatta balleganti d'uità. Su balleganti de Seneca si canta di endecasillabo e quindi si presta, insomma, a essere cantato in questo modo. Una vita spesa a favore delle tradizioni popolari, spesa per alimentare quella fiamma di cui parlavo prima, su contratto de Seneca di Antonio Maria Covadda. Morte non
squadra di voi che davvero alimenta passione, alimenta sacrifici, ma anche tante soddisfazioni. Antoni Maria, io voglio approfittare di te per guardare in camera attraverso la tua voce, fare gli auguri di buon Natale a tutte le persone che grazie alla diretta di Sardegna Live ci stanno seguendo. Molte volte questo periodo, quello di Natale, ci dà la possibilità di rivolgerci alle persone che stanno attraversando un momento difficile, quelle persone che magari ritrovano nella vita qualche difficoltà, e molte volte anche attraverso un canto, anche attraverso una parola buona, certe difficoltà possono essere meno difficili di quanto sembrano. Quindi a te il piacere di fare davvero a tutta la Sardegna e non solo gli auguri in limba, in questo caso di Buon Natale. Faccio sicuramente sos auguri a Nicola Alloi, questo galle Renzo, un'amicizia che è andata ormai insomma dei più di 40 anni, e quindi si intendeva per telefono, mi manda tutte le poesie che scrive, quindi mi ha fatto pregare me da ascoltare su che di scherzo. Un augurio a tutti i sardos che sicuramente sia un anno di paghe, di serenità prodotto e chi viene in questa guerra e questa scontierra che teniamo noi sardos pure vita. Se io popolo bantà un me da questa tradizione, prodotto su che vedo, però poi io sono troppo obbligato, tra noi pure queste comunità nostre, quindi chiedere un pacchetto di equilibrio, una rausa, insomma, di buona volontà di cambiare su tempo, quando vengono esempio più difficili. E spero, insomma, che queste comunità nostre siano sia questa limba, sia questa tradizione bella che teniamo noi. Serve con una frase in italiano, invece, scommo, che mi piace a me a città, che è un presidente del Senegal, che ha descritto là dove senti suonare e cantare, fermati, gli uomini malvagi non hanno né canzoni né musica. Contratto del Senegal, grazie davvero a voi di cuore per i momenti che ci avete offerto e regalato in questa occasione. Siamo sempre in diretta, siamo in diretta da Villaurbano, grazie davvero all'Associazione Culturale Biddobrana, l'abbiamo detto più volte, per il lavoro che svolge non solo nell'organizzare questa iniziativa, ma davvero nel corso di un anno intero per valorizzare le tradizioni di questa comunità e dare forza davvero alla cultura della nostra isola di Sardegna. Ci trasferiamo ora ad Arizzo, andiamo in alto, andiamo in montagna. Alla fine del 1700, nei primi del 1800, nasce e vive ad Arizzo Bachisulis, il poeta vernacolare. Una storia del tutto particolare, la sua, una storia fatta di ingiustizie, una storia fatta di dolore, fatta di un percorso di vita che traspare attraverso le sue poesie, attraverso i suoi versi, nella tristezza molte volte più assoluta per quello che ha dovuto subire. Ma Bachisulis attraverso di loro ritrova la sua voce, ritrova la sua forza, grazie a una formazione che viaggia quasi da 40 anni in un percorso in musica. Forse oggi una delle più belle realtà che in Sardegna ci vantiamo di avere, perché quando il coro Bachisulis si ritrova insieme, diretto da Michele Turnu, quelle emozioni di cui parlavamo prima arrivano davvero dritte al cuore, perché loro si rifanno sì al poeta da cui prendono il nome, cercano di interpretare al meglio i versi di una Sardegna che attraverso la nostra cultura davvero vuole avere la forza e vuole splendere di luce. E quindi l'applauso per il coro Bachisulis di Arizzo. In questo caso il piacere di sentirli a cantare ancora una volta a coro quella particolarità che portano avanti da diverso tempo, e l'anno prossimo appunto ricorrono i 40 anni di un percorso portato avanti con tanta fatica, ma davvero con l'entusiasmo di chi poi ha raccolto belle soddisfazioni. Io vorrei vicino a me Michele Turnu, che ancora una volta avrà il piacere di dirigere questa formazione, perché Michele vogliamo scoprire quali saranno i 3 brani che voi ci presenterete, perché senza soluzioni in questo caso di parole andremo ad ascoltarli uno dietro l'altro. Il primo è sicuramente Bachisulis, quindi Olhos de Encanto, Naduman,
che è diciamo un brano per noi simbolico, è stato forse il primo prodotto discografico del coro, il secondo invece Adurunè, che è una filastrocca della Barbagia di Bellevue, rielaborata insomma e rivisitata dalle nostre voci, e poi chiuderemo con un brano di Natale che si intitola Nascimentu. Prima di darvi lo spazio, permettetevi anche di sottolineare un aspetto molto importante di questa formazione. C'è un progetto che prende il nome di Luna, la canzone, ma diventa anche davvero un incontro tra il coro, l'orchestra, le launeddas, le parole. E questo è davvero un progetto molto importante, secondo me, che voi state portando avanti, che ritrova la tua firma, perché quando la forza di un'associazione culturale, in questo caso di un coro, riesce ad unire diversi elementi che sembrano anche lontani tra di loro, ma riguarda la musica e l'esaltazione più bella della nostra cultura, penso che lì l'obiettivo lo si raggiunga nel migliore dei modi. Quindi ne approfitto davvero per farti i complimenti e per riferire i complimenti ancora una volta a tutto il coro Bacchi Sulis di Arezzo, diretti da Michele Turnu.
Non servono le parole per esprimere la bellezza di canti di questa formazione. Complimenti Michele per tutto il lavoro che porti avanti con loro. Per il compleanno bisogna organizzare davvero una grande e bellissima festa. C'è una sorpresa che tra poco ovviamente ci regalerete, anche perché la luna di cui abbiamo parlato prima non può non trovare nelle voci davvero ancora una volta la sua forza. Però io prima vorrei vicino a me Elena Lai dell'associazione Biddobrana e anche Daniel, che ancora una volta hanno alimentato e hanno ottenuto davvero un sodalizio importante che valorizza, come dicevo prima, la cultura di questo centro dell'isola attraverso il ballo, attraverso l'eleganza di quegli abiti tradizionali. Anche Daniel ci raggiunge con grande piacere. Elena, che edizione è stata questa? La terza edizione. Intanto buonasera a tutti, io solitamente non parlo, oggi toccano meglio orari di casa. Comunque buonasera a tutti, grazie per essere oggi qua con noi. Siamo alla terza edizione e siamo molto contenti e orgogliosi. Questo in particolare è diventato un appuntamento proprio importante, sarà che è anche vicino a Natale, quindi lo sentiamo un po' di più, diciamo, però siamo contenti. Qual è stato secondo te il momento che hai ritrovato una maggiore forza, una grande energia? È stato molto bello il momento della rassegna folk di sabato scorso, a cui abbiamo partecipato come associazione culturale e anche assieme al mini folk Biddobrana, di cui sono il presidente, e a cui hanno preso parte i nostri giovani, che sono appunto il nostro futuro, e erano numerosi e quindi siamo orgogliosi di questo. E questo è sicuramente un bellissimo segnale che volete dare non solo alla comunità ma a tutti i giovani che ovviamente vivono le tradizioni popolari. Daniel, ti ho chiamato in causa perché volevo davvero sottolineare il lavoro che state portando avanti come associazione culturale. Un libro che libro non va chiamato, perché quella è una vera opera che avete prodotto, avete dato alla stampa e quindi alla luce, che conserva davvero dei preziosi, quelle fotografie che raccontano parte di storia di Villaurbana. E poi ci sono i giovani, questi ragazzi che indossano l'abito tradizionale, che ballano e che lo fanno davvero con entusiasmo e con gioia. Allora io ti ringrazio tutti voi. Prima di spendere due parole a questo proposito, Roberto, ci tengo a fare dei ringraziamenti a voi, a te come Sardegna Live per il vostro operato, a Michele, ai due cori ospiti di Arizzo e di Ardauli e agli amici di Seneghe. Compagni di viaggio da ormai quasi 20 anni, una lunga amicizia con loro e a tutti i presenti, alla nostra comunità, a Don Daniele, alla parrocchia e anche a Don Enrico, che oggi non poteva essere presente, a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di queste manifestazioni. E tornando a quanto dicevi tu, sicuramente il libro è stato il culmine di un lavoro che per 15 anni ha assorbito le energie di tutta l'associazione, di tanti giovani ma non solo. Ha visto la luce un anno fa. Abbiamo appena festeggiato i 12 mesi di questo volume, siamo molto orgogliosi e ci fa appunto piacere donarne una copia agli amici che oggi erano qui ospiti a casa nostra, con l'auspicio di rivederci in futuro magari con un altro volume e con altri lavori condivisi insieme e anche a voi. Mi fa piacere che ci siano già tanti progetti su cui state lavorando. Volete omaggiare ora le formazioni di questo volume, così lo possiamo anche vedere, quindi un percorso e un progetto che è durato 3 anni, che ha visto ovviamente il contributo della Regione Sardegna, grazie all'assessorato del turismo e ovviamente tutti gli altri aspetti che hanno dato forza e hanno consentito che questa manifestazione potesse ritrovare il suo compimento. Michele, tra poco sveleremo quali saranno i momenti conclusivi di questa serata. Intanto quest'opera viene donata prima di tutto a Michele Turnu, a Sa Biddobranesa. È davvero un'opera che racconta dell'abbigliamento della comunità di Villaurbana tra l'Ottocento e il Novecento, grazie allo studio, alla ricerca che questa associazione ha portato avanti per parecchio tempo. Io vorrei vicino a me Nicola. Dove sei, Nicola? Raggiungici, perché anche per il coro, per il Bachi Sulis c'è questo omaggio. Conoscendo il tuo livello di interesse verso la cultura della nostra isola, so che lo sfoglierai con grande piacere e con la voglia di scoprire davvero
una comunità. Stavo per ordinarlo via internet perché ho trovato il coso e stavo per farlo anche a nome del coro e quindi ci siamo risparmiati, però lo ordiniamo lo stesso, lo otteniamo, uno lo passeremo ai coristi e uno lo terremo in sede tra le cose più care per ricordare anche questa serata e anche l'altra che abbiamo vissuto un pochino legati a questa comunità. Grazie ancora dell'invito a tutti. Grazie a voi, caro Nicola. Antoni Maria, vieni anche tu vicino a noi. Ovviamente non devo dire con quanto piacere potrei leggere quest'opera, se già non l'hai fatto, tra l'altro. L'ho già sfogliata e ho partecipato anche alla presentazione che c'è stata a Seneca, dove abbiamo avuto ospiti Daniel e alcuni ragazzi della sua associazione. È stato un libro molto apprezzato proprio per lo studio, molto meticoloso, curato nella bibliografia e soprattutto fatto con una precisione e con un lavoro che ha coinvolto una comunità, e questa è la cosa più importante, cioè più facciamo comunità probabilmente e più abbiamo soddisfazioni da chi opera sia nel sociale sia nel culturale. Fare comunità è sicuramente la chiave del successo per chi si occupa di tradizioni popolari, questo l'omaggio anche per voi. Grazie ancora Antoni Maria. Michele, abbiamo anche... Sì, però siccome non conosco il nome, mi stai cogliendo in castagna su questo. Io invece avevo, attraverso la voce di Michele, la possibilità di omaggiare quest'opera a Norma, quindi grazie per la vostra partecipazione nel nome dell'associazione Biddobrana, per la vostra partecipazione e quindi per i canti che ci avete regalato e che tra poco ci regalerete ancora, ve lo svelo così in anteprima. Daniel, vuoi salutare? Allora, con un applauso possiamo accompagnare l'uscita dei protagonisti di questa serata. Grazie ancora Antoni Maria. Michele, prima di chiudere abbiamo due momenti, quindi chiamiamo le donne di Ardauli ancora una volta qua sull'altare, al centro di questo spazio. Abbiamo ringraziato Don Daniele per l'ospitalità e l'accoglienza che ci ha riservato. Ho parlato di Luna, che sarà sicuramente uno dei due momenti, e poi? E poi una preghiera, un'Ave Maria. Un'Ave Maria per doppio coro, in questo caso diventa quadruplo perché lo cantano a cori uniti. E allora noi ancora una volta siamo curiosi di ascoltarvi, Ardauli e Arizzo, ancora una volta diretti dal maestro Michele Turno.
nel modo migliore le voci che si uniscono e generano davvero bellezza. Un grazie davvero a tutta l'associazione culturale Biddobrana, un grazie e complimenti sempre a Michele Turnu. L'applauso per il coro Bachisulis di Arizzo, il coro di Ardauli, Buonu Cammino, la bellezza ancora una volta del suo contratto de Senega di Antoni Maria Cubadda. Durante la novena il sacerdote oggi ha posto l'accento sull'umiltà, partendo dal suo significato, da humus, quindi terra, quindi davvero riappropriarci delle cose più semplici. E io per questo Natale davvero auguro a ognuno di noi di ritrovare dentro se stesso quella semplicità che poi ci consente di confrontarci con il prossimo e di ritrovare proprio nel prossimo la forza di cui ognuno di noi ha davvero bisogno. Saremo in giro nelle piazze di Sardegna in questi giorni, quindi venite a trovarci perché festeggeremo il Natale e non solo insieme. Un grazie di cuore anche a Sardegna Live che ancora una volta ha acceso le telecamere. Grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia, buonanotte a tutti.